nuovo libro della professoressa Manto si intitola Storia di Vidor, Porto sul Piave. Si tratta di una ricerca sulla storia di Vidor dalle origini fino al 1800. Il titolo è legato alla posizione del paese, una posizione particolare, l'ho definita una posizione strategica perché posto vicino al guado del Piave e sotto l'arco delle colline. Quindi, dopo aver valutato altre possibilità, ho deciso di chiamarlo Storia di Vidor, Porto sul Piave. Ci avviciniamo intanto al Palazzo Comunale di Vidor. Quali sono invece i punti più importanti, i luoghi del cuore di Vidor, possiamo dire così, legati ovviamente alla sua storia? Noi siamo qui nel centro storico e da qui che cosa possiamo vedere? Questo è il centro del paese, un centro che è stato distrutto più volte e soprattutto durante la Prima Guerra Mondiale. Chiaramente qui dove siamo ora c'era il Palazzo degli Zadra e la Filanda, che è stata una delle attività principali dell'Ottocento, e come vedete tutto questo non esiste più. Invece davanti a noi vediamo la magnifica chiesa settecentesca col suo campanile. Ecco, la chiesa è stata uno dei primi monumenti costruiti ancora durante l'epoca della dominazione della Serenissima, mentre il campanile è stato costruito sotto l'Austria e inaugurato col Regno d'Italia. Basta guardare l'imponenza delle due costruzioni che sono veramente ammirevoli. Poi noi anche in altri video abbiamo ricordato i colli di Vidor, non i colli del Prosecco, ma questi colli che si trovano proprio nel centro del paese. Sì, le colline sono una particolarità unica, un sorprendente anfiteatro di colli. In questo modo io lo sento, e sono praticamente la motivazione di tutta la storia, perché le colline segnano un confine tra l'est e l'ovest e quindi hanno dato al paese tutte le cause delle sue distruzioni e delle sue rinascite. Ecco, difficile raccontare la storia di un paese dalle origini fino all'Ottocento, abbiamo detto. Quali sono gli argomenti più importanti e come si suddivide il libro? Come lo ha organizzato? La parte più difficile del libro è stata la costruzione dell'indice, e cioè l'impalcatura della narrazione. Praticamente il libro è costituito da un io narrante che parte dalla formazione delle colline e per tappe successive arriva fino all'Ottocento. È chiaro che le descrizioni non possono essere approfondite come quelle degli storici di professione, ma questo libro ha la caratteristica, o così vorrebbe essere, di essere un libro divulgativo, quindi di spiegare con parole semplici lo svolgersi degli avvenimenti. E questo è quello che ho tentato di fare. E se dovessimo individuare le fasi o i periodi storici più importanti della storia di Vidor, tralasciando il Novecento, quali sono trattati in questo libro? Le tappe sono una più affascinante dell'altra e non saprei a quale dare la preferenza. Si parte dal Mammut, si arriva alla necropoli tardoromana di Piazza Maor, via via la nascita del castello, l'abbazia di cui abbiamo parlato tante volte, ed anche l'ultima parte, quella più moderna, che riguarda appunto la nascita della società che conosciamo ora, mi ha affascinato molto. Ecco, il collegamento nasce spontaneo, la società, l'uomo, i vidoresi. Qui dove ci troviamo? Ecco, qui siamo proprio davanti alla casa di una delle famiglie signorili che ha iniziato lo sviluppo industriale di Vidor, e cioè la famiglia Pateani. Questa è l'entrata della loro casa, ecco, e questi sono stati una grande famiglia che si è purtroppo dileguata, ma i Pateani sono stati protagonisti assoluti della vita vidorese per molti anni, a cavallo tra il Settecento e l'Ottocento. Poi abbiamo ricordato anche in altri video di QDP News la storia dell'abbazia di Santa Bona, quanto è stata importante questa strada e tutto questo sito per la storia di Vidor, ma direi anche per la storia italiana. Certo, l'abbazia di Santa Bona ha le sue caratteristiche importantissime che abbiamo già conosciuto.
Oggi noi la leghiamo alla storia vidorese e vediamo che questi pateani sono stati ad esempio proprio loro che hanno fatto convinto l'abate commendatario dell'abbazia a concedergli il campo che c'è lì più avanti dove è stata costruita la nuova chiesa. Quindi il legame lo troviamo tra abbazia, paese, famiglie signorili, eccetera, esiste da tutte le parti. Per tutto il territorio del Valdobbiadenese, ma anche dell'Alta Marca Trevigiana, l'attività delle filande è stata importante. Ecco, qui a Vidor dove si trovavano? Ecco, la prima filanda sembra sia nata proprio in questa strada che si chiama adesso Via Piave, ma che era l'antica Via Bressana. Questa strada era la strada più importante del paese perché da qui passava tutto il traffico che andava giù al porto. La famiglia Pateani, che era una delle famiglie più ricche del paese, erano i più grossi possidenti, aveva la casa proprio che si affacciava e che si trova un po' più in qua su questa strada e probabilmente questo è stato il primo edificio adibito a filanda che probabilmente successivamente è passato alla famiglia Tittoni. Comunque la filanda ha costituito per Vidor il primo passo verso l'industrializzazione. Ha avuto una enorme importanza nel sostegno delle famiglie poverissime che a quell'epoca non avevano altro introito, altro sostegno che i prodotti della terra. Ricordiamo il periodo storico. Siamo all'inizio dell'Ottocento, ecco, siamo all'inizio dell'Ottocento, poi ci sono state diverse fasi di sviluppo perché poi sono arrivati gli Zadra, che è stata un'altra grande famiglia che ha fatto appunto la filanda nel posto dove adesso c'è il municipio e successivamente a causa della distruzione di questo luogo ha trasferito tutta la sua produzione in via Montegrappa, cioè verso il ponte di Vidor, dove aveva costruito la nuova grande filanda. Quindi c'è stata tutta una progressione di sviluppo. Siamo ancora una volta nel centro storico di Vidor, alle nostre spalle si trova il Duomo di Vidor che è stato raccontato all'interno del suo libro. Per quale motivo? È stato raccontato perché questa non è sempre stata la chiesa principale della comunità vidorese, ma in realtà per molti anni la chiesa principale si trovava sulla collina del castello. Ecco, dopodiché nel Settecento si è deciso di costruire questa grande chiesa per molti motivi, perché la società stava cambiando, perché era necessario avere una chiesa più comoda e quindi la chiesa del castello è stata trasformata in chiesa di secondaria, diciamo, importanza. Questa grande chiesa è stata un vero sforzo della comunità vidorese di allora che nella piena povertà è riuscita a donare tutta se stessa per costruire questo Duomo che è il simbolo della comunità vidorese. E ci tengo a chiudere questo video parlando proprio di questa eredità che lei lascerà in qualche modo alla comunità di Vidor. Una storia di questa comunità, una storia di Maurizio Amanto anche. Certo, la mia storia personale è molto collegata a questo posto e questo posto ha determinato la mia vita. Io spero che questo libro venga accolto con favore, anche perché l'ho fatto proprio anche come rafforzamento dell'identità del nostro paese, che secondo me è uno dei posti più belli del mondo.